Un grand mandi ad uc e un grande saluto a tutti. Eccoci qua nuovamente, sempre a prestare il nostro canale a questo nuovo comitato di promotori della proposta di legge regionale a iniziativa popolare per la istituzione di due soli enti locali di area vasta, intermedi tra la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e comuni, uno per il Friuli e l'altro per Trieste. Vorremmo illustrare brevemente la proposta popolare pubblicata sul sito www.friuli-trieste.org. Si tratta di due soli enti locali intermedi per Friuli e Trieste. L'invito è a firmare tutti per entrare nella storia. Firma anche tu, caro spettatore, e fai girare questo breve spot. La giunta regionale vorrebbe ripristinare le solite vecchie 4 province, totalmente soppresse quasi 10 anni fa, ma due soli enti costerebbero la metà rispetto a 4. Noi siamo per una proposta di legge regionale a iniziativa popolare su base binaria. Due soli enti al posto di 4, costi dimezzati ed efficienza raddoppiata. Se anche tu ci dai una mano a risparmiare la metà dei soldi delle tue tasse, magari nel tuo stesso interesse riusciranno a stanziarli sulla nostra sanità regionale. La unica via per ottenere referendum sui nuovi enti locali è firmare la nostra proposta. Friuli e Trieste, due realtà diverse e autonome, che dialogando tra loro a partire da condizioni di convivenza più equilibrate, possono migliorare la qualità del tuo territorio e della tua vita. Aquileia, capoluogo storico neutrale del Friuli, che non esclude una condivisione geopolitica diffusa del potere e degli uffici con gli ex capoluoghi provinciali di Gorizia, Pordenone, Udine. Trieste, capoluogo dell'ente intermedio simmetrico di area vasta, che sta dall'altra parte della foce del fiume Timavo, confermato anche nel suo ruolo statutario di capoluogo regionale. Maggior ritorno fiscale sui rispettivi territori, grazie alla autonomia finanziaria dei nostri nuovi enti locali intermedi di area vasta, con conseguenti migliori servizi per tutti i cittadini. Salvaguardate le associazioni intercomunali e le altre forme di collaborazione tra comuni. Firma anche tu per questa ragionevole e fattibile proposta concreta, sensata e costruttiva. Puoi firmare anche a sportello presso il tuo municipio di residenza entro la metà di ottobre 2026. La Regione ci vincola a raccolta di firme esclusivamente cartacea, anche se siamo nel 2026. Se in municipio non trovi i moduli timbrati in originale dal Consiglio regionale, per la raccolta delle firme sei pregato di ritirarli presso il primo dei promotori in via Aquileia 22 a Udine. Se tutti facciamo la nostra parte, qualcosa cambierà. In pochi parlano di questa nostra proposta. Sta dando fastidio, perché è davvero buona. Passaparola, aiutaci a far girare la voce presso parenti, amici, conoscenti, compaesani. Grazie anche solo per la tua attenzione.
e anche per il tuo contributo che non mancherà. È un volantino che presto stamperemo e ho firmato io in data 18 giugno del 2026. Sono il primo dei promotori, sono l'avvocato Luca Campanotto del Foro di Udine. Grazie a tutti e passaparola.